Sì, grazie Presidente, ma anch'io intervengo. Innanzitutto ringrazio anche il collega Sibau per aver portato in aula la tematica e chiedo, anche immagino non abbia problemi il collega, se posso firmare anch'io questa mozione, per cui chiedo di aggiungere la firma, perché già nell'agosto del 2014, quindi ormai più di 2 anni fa, avevo presentato una interrogazione a questa giunta, ma che come molte altre è rimasta inevasa, senza risposta, e ho dovuto seguire anch'io quello che stava succedendo su questa vicenda tramite i giornali o tramite il Consiglio Comunale di Udine. Io in quella mozione, in quella interrogazione, facevo riferimento intanto al fatto che tutto il discorso sugli scali merci anche di Udine parte dal 2001, dalla famosa legge obiettivo, quando ancora tra le varie opere previste da realizzare con quella modalità c'erano anche le circonvallazioni di Udine. Ovviamente stiamo parlando di ferrovie. E le opere dovevano essere completate entro il primo semestre del 2009. Siamo quasi in tempo. Ora, chiaramente erano anche previsti i soldi. In quella legge obiettivo era prevista anche tutta la velocizzazione della linea Venezia-Trieste, si prevedevano 857 milioni all'epoca. Poi siamo arrivati a 8.000 milioni con i vari progetti, ora siamo tornati a 1.800 milioni e probabilmente ritorneremo, così come avevamo previsto 15 anni fa, a poco meno di 1 miliardo. Questo perché? Perché per fortuna in questo Paese c'è qualcuno che ancora dice no. E quindi noi avevamo ricordato anche nell'interrogazione quello che era il piano della mobilità, il piano urbano della mobilità per l'area udinese, redatto nell'ottobre 2011 e che immagino l'assessore conosca bene, dove si parlava di superare quelli che sono i 7 scali merci dell'area udinese e di prevederne solo uno nuovo nella zona dell'ABS. Questo è quello che era previsto. E quindi in qualche modo le opere sono poi state collegate, perché sappiamo benissimo tutti quanti che non servono 60 milioni di euro solo per fare il raddoppio della linea della circonvallazione est della ferrovia, ma evidentemente servivano a qualcos'altro. Allora noi avevamo anche chiesto con quell'interrogazione a cosa servissero questi soldi, quale fosse il cronoprogramma poi per spendere quelle cifre che una volta tanto sono anche già state stanziate con fondi ministeriali e quindi a disposizione ovviamente di RFI per fare i lavori, ma vedendo che poi non c'erano grossi sviluppi per quanto riguarda la dismissione, diciamo così, dei treni sia passeggeri che merci dall'area che ovviamente si è ricordato anche in questa mozione per farli transitare nella circonvallazione esterna. Dopo 2 anni siamo ancora qui, perché ci chiediamo come mai ancora non si sono completati questi lavori, cos'è che manca e quanto tempo ci vorrà per vedere finalmente esaudito quelli che sono stati gli annunci più volte fatti sia dall'assessore Santoro ma anche dal sindaco Onsel di spostare finalmente tutti i treni e quindi non solo i treni merci, perché risolverebbero sì una parte del problema, ma chiaramente non il grosso problema e quindi l'esistenza dei passaggi a livello. Io ricordo che RFI quest'anno ha stanziato qualcosa come 1.200 milioni per la sicurezza, tra cui 100 milioni per la soppressione dei passaggi a livello ovviamente in tutta Italia. Una cosa in cui, come
ricordava il consigliere Sibau, RFI crede molto, la stessa Regione per la velocizzazione della linea aveva previsto la dismissione di molti passaggi a livello nella tratta Venezia-Trieste, per cui sinceramente mantenere questa situazione, continuare poi anche nell'incertezza di avere una qualche data e vedersi nell'aprile 2016 sui giornali che ci vorranno 5 anni per vedere esauditi i desideri di chi nel 2001 aveva previsto già tutto e quindi dover aspettare 20 anni per fare qualcosa che in altre parti d'Italia si fa in 20 mesi se è troppo. Abbiamo ovviamente accolto con favore questa mozione che noi sicuramente voteremo e annunciandolo fin d'ora. Quindi io mi auguro che poi nella replica dell'assessore ci sia anche la risposta a quella che era la mia interrogazione di 2 anni fa, così magari facciamo chiarezza a tutto una volta per tutte. Grazie.